identità, la nostra sensibilità culturale, dal momento che è al centro il rapporto, la relazione tra Dante e la Sicilia, Dante e la bella Trinacria. Questa è l'espressione con cui Dante indica e fa riferimento alla Sicilia, attraverso le parole di Carlo Mantello, un principe angioino, che nell'ottavo canto del Paradiso qui incontra, Dante chiama così la nostra isola, la bella Trinacria. Il rapporto tra Dante e la Sicilia è un rapporto che non è riconducibile esclusivamente alla cornice storico-culturale del Medioevo, è un rapporto che è stato perpetuato nel corso del tempo, nel corso dei secoli, attraverso le traduzioni siciliane del poema e che oggi rivediamo. La relazione tra Dante e la Sicilia è una relazione complessa, articolata, ricca di significati, che interessa più livelli. Da una parte la memoria letteraria della Sicilia percorre tutto il poema, dai cieli dell'inferno fino ai cieli del paradiso, riecheggia l'immagine della Sicilia mitologica, la Sicilia del mito che giunge a Dante attraverso la mediazione della letteratura latina, in particolare attraverso la mediazione dell'Eneide di Virgilio, e la Sicilia del mito è quella che viene cantata da Dante per le sue bellezze paesaggistiche e che gli ricorda addirittura l'immagine del paradiso terrestre. C'è un passo del 28° canto del Purgatorio in cui la descrizione dell'Eterne sembra proprio riecheggiare il paesaggio siciliano, vicennese, in cui è ambientato il mito di Demetra e Apollo. Quindi la Sicilia mitologica, ma anche la Sicilia che ha una caratterizzazione culturale e storica, pertanto. Cioè Dante rivela un'enorme ammirazione per la Sicilia, dedica un'attenzione particolare all'isola. La Sicilia del resto è la culla della scuola gotica siciliana, la culla che vede appunto l'origine della lingua letteraria italiana, del volgare siciliano. Per questo Dante, in maniera scientifica, nel suo trattato latino De Vulgari Eloquentia, dice che tutto ciò che i siciliani, gli italiani hanno realizzato di poetico, di letterario, è siciliano. E questa scuola gotica siciliana, tra l'altro, vede la genesi all'interno della monarchia sveva di Federico II, della curia federiciana, e Federico II, figlio Manfredi, sono anche un modello di un buon governo. Quindi la Sicilia coniuga la cultura e il governo. Lo stesso Guglielmo II, il nostro Guglielmo II, viene collocato da Dante nel paradiso, nel cielo di Giove, tra i principi giusti, accanto agli imperatori Traiano, Costantino. Quindi da una parte, ecco, la Sicilia è oggetto del poema, dall'altra parte la Sicilia è diventata soggetto di un culto che è stato tributato a Dante nel corso del tempo, e lo testimoniano le traduzioni in siciliano che sono state realizzate a partire dal XVII secolo, dal 600. Pensate che abbiamo ben 8 traduzioni dell'intero poema integrali in dialetto siciliano. Tante traduzioni, dunque, una di queste, questa qui, che ho recuperato qui a Monreale presso la Biblioteca Santa Caterina, ed è una traduzione non di un erudito, ma di un medico, Filippo Guastella, che l'ha tradotta nel 1923, quindi per puro diletto, e l'ha tradotta integralmente. Quest'opera appunto è stata pubblicata nel 1923, poi il comune di Misilmeri l'ha riproposta in un contesto di valorizzazione delle tradizioni popolari. Dunque noi abbiamo scelto, ecco, la lettura di alcuni passi da questa versione in siciliano, e questi passi che adesso appunto ascolteremo saranno presentati, introdotti da giovani studenti che ci proporranno una loro guida all'ascolto, quindi una proposta di lettura attraverso proprio una riflessione personale. Ci
faranno sentire come la parola di Dante, dopo 700 anni, può continuare a parlarci. Un popolo vestito alla mattina, spugliato, attoppato il ciao e ancora lì. Levato tutto avanti, un passaporto, attaccato con le mani, un letto d'oro e ancora lì. Un popolo diventa popolo sempre quando ci arroba la mano, apputato in pace, aperto e sempre. Diventa popolo sempre quando in parole non figlio le parole e si mangia tre. Nella riunione non c'è proprio la chitarra ovviamente, aperta la cosa paura. Mentre a chi ha paura che ti serve l'oceano, un lago, un mezzo siciliano, e sugli uomini. Ai finali non lo posso spiegare, i gioielli non lo posso spiegare, un cane, tagliato, un lago, tagliato, un po' cantato, deve uscire da mano che un chiama il Giulia, non ha la bella mangia, nella roba, la veredina, anche l'altro, e ci vive per tutti, ora ci sono. Nelle sue a cadenza, hanno tabascia, fondo e gloria, chi non ne vogliono mai. Nelle sue somiglianze, l'andatura, i gesti, l'anno in tablo, chi non ne vogliono mai, non ne vogliono mai, ma restano come e ora lui stesso. Mi ritrovai in una selva oscura, che tanto oscura non l'è stata mai. Uno dei viaggi più importanti, se non il viaggio più importante della storia della letteratura, parte da qui, parte dal nulla. Nulla, se non uno stato di ansia e di occupazione, dibattito incostante e smarrimento. Dante si ritrova in una selva oscura, come ognuno di noi, dentro di sé, può incappare nella sua di selva. Uno status peccaminoso che va a intaccare l'identità di un individuo, che si tramuta nel pretesto per andare avanti e trovare una soluzione. Ma cosa è realmente la selva? Cosa è oggi? Perché è ancora un tema così attuale? Perché è lo specchio della società? Una società vile, dove si pensa di più ai problemi governativi rispetto a quel che ci circonda? Dove non riusciamo mai a evolverci o a fare progressi? Dove vince la mafia? Ni. Si fa spesso riferimento alla selva perché, probabilmente, è la metafora più famosa che sia stata mai scritta. Ed è la più famosa perché è quella meglio riuscita, quella che si adatta meglio al suo vero significato. Il bosco fitto, oscuro, è infatti la migliore rappresentazione di quello stato di incertezza e paura costante, dalla quale è difficile uscire, sia fisicamente che psicologicamente. La selva è dentro di noi, dentro il nostro cervello, un gigantesco mistero dentro al quale è possibile perdersi e talvolta non fare più ritorno. Un momento della giornata come un periodo duraturo, così lontano e così vicino nella sua totalità. Ed è proprio questa vicinanza che lo rende sempre più spaventoso. La selva, in Dante, porta alla conversione. Non è infatti un atto istantaneo, una folgorazione che consente di cambiare vita in modo immediato, quanto piuttosto un faticoso processo di umiltà, attuabile solamente con un altro viaggio, che nella commedia è rappresentato dalla discesa all'inferno. Dante vede il monte, conosce il suo obiettivo, sa dove deve arrivare. Ciò che non sa è come. E
e molto spesso non abbiamo risposte. La selva serve a questo, serve a trovarne di risposte, serve a capirle, serve a credere, ad avere fede, serve a cambiare vita, modi, situazioni, tutto ciò che di sbagliato fa da contorno alla nostra quotidianità. Serve a cambiare e per questo non è mai troppo tardi. Giunto a metà di vita, plantata da un mondo di guai, sperso e confuso, sgarrato avendo la divina strada. Io stesso che mi pare come venuso, penso a macchie, nivoli e puncenti, e tremi la testa che viso. Meglio la morte e nostri patimenti, ma chi ci sono oltre di guai, di lubeni casciari, di pazzo scenti. Io non vi saggio dire come mai ci potti capitare da chi dura, forse era una chiave e straviata, ma camminando a Dio e all'avventura di tu luogo di sci pieno di tardi, in cui trovato avvia tanta paura. E tu una montagnetta furia di fatti, dorata d'un splendido pianeta, che allegra la fascia con i soldati, e così lume cuore si vede. Dopo una notte in ria che via passata, girando un posto senza me. Ecco Mucchino che tutto affannato, con gran spavento, tornato alla riva, guarda un mare con misarianniato. L'anima mia di coraggio ancora priva, pensa che manna alla mala passata, dove non riuscì già mai persona viva. Dopo che riposavi in arrancata, hai ripigliato la diserteria, passo passo, acchianando la montata. Nel terzo canto dell'inferno, Dante si trova in prossimità del fiume Cheronte, fiume che le anime dei dannati dovranno attraversare
per essere condotte nel luogo nel quale sconteranno in eterno la loro pena. Non c'è alcuna luce in quel luogo. Sì, non vi è alcuna luce, poiché le anime che vi sono confinate nella loro vita hanno preferito il bene. Nonostante quel luogo sia il regno del male, è necessario che Dante lo attraversi, poiché soltanto grazie a questo arduo cammino giungerà alla visione di Dio. Ciò, in un primo momento, sembrerebbe essere un paradosso. Perché, se Dio il bene per eccellenza, è necessario che Dante visiti l'inferno prima di poter godere appieno della sua presenza? Da ciò deduciamo come sia necessario prendere coscienza di cosa sia il male, poiché da questo possiamo trarre insegnamento per correggere la nostra morale. Dai nostri errori possiamo trarre il bene. A fatica Dante scorge un figura di uomo dalla barba bianca venire su una barca dal fiume fin verso la riva. È Caronte, il traghettatore infernale. Caronte è il mezzo divino che segnerà il definitivo passaggio delle anime oltretomba, poiché una volta che queste avranno terminato il loro ultimo viaggio sulla sua barca, dovranno accettare il crudele destino che le attende. Caronte ammonisce Dante, poiché è vivo e non avendo ancora concluso il suo pellegrinaggio terreno, dovrebbe stare alla larga dalle anime dannate, anche perché egli non è destinato a questo luogo. Virgilio, però, quale guida amorosa ed amico fedele del sommo poeta, invita Caronte a non ostacolare più il cammino di Dante, poiché quel viaggio dei terreni dell'oltretomba cristiano non è volontà di uomini, bensì volontà divina. E fa questo pronunciando una famosa frase che troveremo ripetuta più volte all'interno di tutta la cantica. Buon sì così, colà dove si vuota è ciò che si vuole, e più non dimandare. Spesso, anche noi, nel corso della nostra vita, veniamo ostacolati nel perseguimento dei nostri sogni o dei nostri obiettivi. Questo ci scoraggia e ci priva di quella voglia di lottare con tutto il cuore per ciò che si ama davvero. Ciò ci fa vedere la nostra vita proprio come Dante vedeva l'inferno, buio e privo di qualsiasi luce, di qualsiasi speranza. Ciò ci fa vedere irraggiungibile quello che un attimo prima invece era. Sono però convinto che in queste situazioni ci sarà sempre qualcuno accanto a noi, proprio come Virgilio, che ci darà quella spinta e che ci restituirà quella forza che sembrava ormai perduta per superare gli ostacoli ed andare avanti insieme nel cammino della vita.
E benché c'è scuro e non si vede tanto, scopro un ciume e all'arriva tanta gente. Per cui allo mascio mio che mi sta accanto ci domando cos'unno e rimoventi, per cui alla trista spiaggia se ne vanno correndo da così velocemente. E io, lo saprai, rispose, quando arrivamo alla riva da Cheronti, e più non mi spiare fino a tanto. Allora arrossicai e calai da fronte, mortificato, e non parlavi più, infine che allo ciumo un po' giunti. Ma venia anta una barca che a noi un vecchio mortioso e tutto zero, gridando: «Oh, armi tristi, guai a voi! Non spirate vedere più il cielo! Io ora vi trasporta all'altra riva, ogni c'è scuro eterno e fuoco o gelo. E tu, piantato dopo, o arma viva, arrassati di chissi che son morti!» E vedendo che ha fatto io mi scutiva, sbagliasse strada, disse: «In altri porti a chi di contia tocca marcare, enta navi più leggia e meno forti». E lo mascio, Caronti, un t'arrabbiato, così voli costante all'autonoco, e di nuaci più non ti intricare. A sti paroli si quieta un poco lo sgarbato barbuto marinaro che intorno all'occhi avia cerchi di fuoco. Ma darmi nodi e stanchi a giarniare e si misero a battere i denti, si intenno do linguaggio troppo amaro, imprecanno contro Dio e l'umana gente, contro il suo paese e la silenza che lo monno li misi e ali tormenti. Poi s'affondano tutti alla partenza, picchiuliando un tarda spiaggia a ria che accoglie a come acchiò la sua coscienza. Raisi Caronti che li chiama via, di gesti tutti la ricoglie e azzicca corpi di remo a cosi la donnia. Un como dall'autunno a picca perde i fogli d'arbolo ogni ramo finché la terra ne diventa ricca. Così di mali silenzi d'Adamo satano in tala varca ad una come acerbi chi senti non lo chiama. Leggendo e studiando il quinto canto della Divina Commedia, l'Inferno, non posso far altro che medesimarmi in Paolo e Francesca. Naturalmente è fondamentale in questa storia il contesto. Francesca e Paolo, infatti, sono due cognati. Lei è sposata con il fratello dell'amante ed è certamente un matrimonio infelice ed imposto. Ma come ben sappiamo, nell'ottica medievale poco importa. Solo il tradimento era considerato e nessuno si soffermò su come i due folli d'amore si sentissero. Leggevano l'Ancillotto quando capirono d'essere innamorati e fu proprio allora che il marito di Francesca, nonché fratello di Paolo, li scoprì e li uccise. Ricordiamo che probabilmente una storia simile era veramente accaduta ai tempi del nostro poeta. Dante, in questi versi, riesce a trasmettere il forte sgomento interiore che subiscono due persone, destinate già in principio ad un amore impossibile. Ma io trovo splendido il potere che Dante pone in mano alla donna. Infatti è proprio Francesca a narrare gli eventi. Lei racconta la sua storia, senza censura e senza vergogna. Dante prova disprezzo verso il marito di Francesca. Infatti, lo colloca nel girone più intimo e vicino al diavolo, la Caina.
Questo canto è la prova di come la violenza non risolva nulla. Infatti, sebbene Francesca e Paolo vengono posti all'inferno, sono visti con compassione ed empatia da parte di Dante. I due amanti si trovano insieme mano per mano, nell'aldilà, si trovano insieme nel terrore della morte e dell'inferno. In fondo sono l'uno la luce dell'altro. E il marito tradito cosa diventa? Diventa solo un assassino, un carnefice, diventa tante cose, ma di certo non una vittima, e di certo non migliore rispetto al fratello e la moglie. Dante, lui coglie questa ingiustizia, nel ritenere Francesca e Paolo i fedifraghi, ma reputare il marito un animo innocente. Questo canto è molto attuale. La Divina Commedia, anche oggi, insegna che non è solo una vecchia opera, ma con una prospettiva e chiave di lettura diversa, diventa modernissima e Dante precorre, per certi versi, l'attualissima battaglia contro il femminicidio.
Cristo, disse. Asciutto tenne l'ultimo sorriso e io speduto, tanto mi afflissi, cascai come un morto d'improvviso. Non domandatevi dove verrete catapultati adesso. Vi basti sapere che i tronchi e i brumi del bosco in cui siete non sono dritti e lisci, ma contorti. E le sue foglie non sono verdi, ma scure e spente. E quelli che nascono non sono frutti gustosi, ma velenosi. Tra un ramo contorto e l'altro si annidano le rapine. E sapete come sono fatte le rapine? Hanno un gran ventre peluto, facce umane, delle ali scomposte e artigli e piedi. Ma per fortuna, della loro presenza sinistra, non si percepiscono se non i lontani lamenti ubicui e indefinibili. A popolare il bosco, però, non sono solo le rapine. Ci sono delle voci che stimolano la curiosità di Dante. Per soddisfarla, dice Virgilio, bisogna spezzare un ramoscello da uno degli alberi. E quindi Dante sporge una mano dalla mano e coglie, non strappa, ma coglie un ramoscello dal bulbo. E il tronco grida: perché mi schianti? Grida: perché mi scerti? Ora sanguina. E per delle linee, quell'anima di legno che comincia a contorcersi di dolore e per delle linee. Il logopeda di Federico II si rivolge a Dante e racconta la sua storia. Pierre è stato per decenni consigliere segreto di Federico II e altissimo funzionario della sua cancelleria. Finì, figuratevi, per cumulare le supreme cariche della corte imperiale e di tutto il regno di Sicilia. La sua gloria, però, è destinata a cessare. L'invidia delle corti scatena delle accuse di altissima infedeltà contro Pierre. E Federico II ascolta e crede alle voci che girano sul suo tradimento. E così gli iniziali dell'imperatore lo accecano e, umiliato dall'accusa, Pierre si toglie la vita. Ma Pierre è innocente e sull'anima sua ormai degradata lo giura e implora Dante, lo implora di confrontare il suo racconto con il mondo, una volta uscito da quella foresta infernale. Quando l'anima del suicida si separa dal corpo e giunge al cospetto di Minosse, il giudice infernale, l'anima viene spedita al settimo cerchio, cade in un punto qualsiasi e germoglia una pianta selvatica. E sapete che fanno le rapine? Cominciano a mangiare piano piano le foglie dell'albero e le anime soffrono, le anime si contorcono e così l'albero è potato. Ma il destino delle anime non è finito. Il giorno del giudizio universale i suicidi andranno a riprendere le loro spoglie, ma non le indosseranno. Ciascuna anima appenderà il proprio corpo all'albero dove è stato imprigionato e la lascerà lì. La lascerà lì perché ora quelle anime non si meritano la propria vita e né il loro corpo, una volta disprezzati, violentati, rifiutati e strappati via contro natura.
Dissi Virgilio, di letri Girona, ora tu sintalu secunno iuntu. Chi coccise la propria persona, sconta la pena ta sti fraschi appunto. Ma guarda attento, e in socco ora vedrai, favola ti parrà se ti lo conto. Io sentia da ogni parte dire ai, ma non scopria persona che gridasse, per cui tutto confuso mi fermai. Retegno che do critti io mi immaginassi che sto picchio facia da darramaglia gente che di nuaggio s'ammucciasse. Però, co tutto sapi, e mai si sbaglia, dissi, se stocchi un ramo di sti pianti, lo tuo pensieri subito si squaglia. E io stinnì la mano un poco avanti, scippai d'un gran ruvetto una ramuzza, e lo tronco gridavo, per chi mischianti? Di la ferita poi lo sangue spruzza, e lo tronco sta voce ancora d'una. Pietà, non hai, tu dunque di starmuzza. Omini, fomo, e casa emo sfontuna. Dovessi avere tu mano chiuppi, anche se state fossimo scorsona. Come quando allo fuoco ti guarì e ci metti du ligno verde ancora, che un capo adduma e lavo giochiance e fri, di da piaga in scia sanno e palora. E mica Dio lo ramo per spavento, come se la mano modda fora. Se cretto iddo averria sto gran portento, disse lo duca mio, colume ditto di dariti sto strappo e sto tormento stanne sicuro, un ci venia appetitto. Ma la cosa incredibile mi feci spingelo a un atto che mia puro afflitto. Però, se lo tuo nome tu ci dici, come tu torna in terra, la tua fama difenderà contro i tuoi nemici. E lo tronco rispose, la gran brama che l'umenomo sia rivendicato a parlare con voi mi spinci e chiama. Io fui lo segretario di Stato di Federico e con modi suavi ditto divinni l'unico fidato ed un cuore suoi tinni le chiavi. In tala carica fui troppo zelante, tanto che pace e vita ci appezzai. Ca come di la corte d'un regnante l'invidia, un torci mai l'occhi buiani. All'ultimo finio che tutti quanti foru contro di mia li cortigiani. E mi guastaro con l'imperatore a via di Ponciglione e di Zizzania. E il lotto si canciò lo me splendori e la me pena giunsi a talo segno che la vita mi vinne in grande orrore. Vi giuro per levarvi di sto legno che male un fici ne tradii giammai a lume re che fu d'onore digno. E se tu talo mondo tornerai, renni giustizia tu allo nome mio, che pre la invidia buono non l'assai. Nel 26esimo canto, Dante incontra Ulisse, punito all'inferno nell'8ª bolgia, insieme ai fraudolenti.
Il castigo divino, secondo il contrappasso, consiste nell'essere trasformati in lingue di fiamma che si agitano, inutilmente, per l'eternità, così come questi da vivi usarono la loro lingua come strumento per mistificare la realtà. Ulisse racconta a Dante cosa gli accadde dopo il Nostos, un ritorno che è anche un ritorno antropologico e lascia un varco narrativo in ciò che Omero non ci ha raccontato nell'Odissea. Avvertiamo un'ammirazione repressa in Dante, nonostante la condanna, evidentemente non determinata dall'attitudine alla falsità, ma piuttosto da quella a sfidare il limite. Reo, per il Dante medievale, di superbia nei confronti del creatore, ma d'amare e compenetrare per il Dante umanista. La sfida alle colonne d'Ercole mi fa pensare ad Ulisse come ad un folle da annoverare in quella schiera di uomini e donne che hanno avuto il coraggio di sfidare pregiudizi e certezze consolidate. Persone capaci di far compiere ai loro simili il folle volo di cui quello dantesco è metafora universale. Ulisse possiede la cieca determinazione del folle d'amore per la conoscenza e la verità. Con un'orazione picciola ma pazzesca convince i suoi uomini che compiere un'impresa unica nella storia dell'umanità vale la vita di un essere umano. Di Liduvaldi allora la più grossa ammonisi comincia murmurando come se fosse diluvento scossa. La cima, poi di qua e di là, portando come fosse la lingua che parlassi, a parlare comincia e dice: quando mi spartivo di cerci, ti mattrassi più di un anno con un costo della città, prima che la chiamassi, né l'affetto di un figlio, né pietà di un padre o di benevoli amori, che ispirava con mia felicità, vincere in mia non potero l'ardore dire per lo mondo e constatare i difetti di l'uomo e il valore. Da una barcuzza parto per umani, una picchetta d'amici mi accompagna chi già mai non mi vuole abbandonare. I due costi girai fino alla Spagna, nel Marocco, la Sardegna e tutti gli isoli di domani vanno. Già loro vecchi ne erano venuti, quando arrivavamo ogni Ercole, segnato con due colonne via che arrivi in tutti, perché lo scetto non fosse oltrepassato. Già noi semitti abbiamo trascorso di questa costa e Ceuta titolato e alle vincenti fece suo discorso. Oh voi che siete pronti all'opponente, tra pericoli tanti, cade corso da sto poco di vita rimanente, non perdete di fare esperienza di da parte di uno senza gente. Considerate la vostra semenza, per le bestie militari Dio mi fece, ma per virtù acquistare conoscenza. Questo faccio parole, specie, tanto ardire, picchiare e cantata, che tenere non si vogliono più l'amici. È volata la pompa tramontana alle revisore, alla nave a volo, la piano si accomanda, salvo
la notte si ridiano e passo passo il nostro a livello dello sole. 5 volte fu acceso e 5 casso del lume della luna, di pittura che ne non sanno da solo passo, quando scopremmo una montagna scura, così per la distanza di Maria ed alta quanto tutto si figura. Però presto lo prego il pianto finia, la vista terra in nefutoso momento e a prua la nave si investia, c'è il bote che ricorda numeroso, la parte tomò all'auto ci piaceva la prua affronta e va la puppa anzoso al mare e noi tutti
Così, disse lo mastro mio benigno. Chiddu allora rispose, aggirati, è un Dio. Oh, tu che ancora sciavi, guarda e dimmi se tu in vita mia mi vedisti già mai incontrato. Io lo guardai, è bello mi paria, di piro biondo e di gentile aspetto, ma la gran chiaia lo ci spartiva. Quando ci dichiarai con gran rispetto, visto una bella mancia dei venti, mi mostra un gran pertuso un talupetto, Manfredi io sono, disse desolente, nipote di Costanza imperatrice, e se torni all'uomo nuovamente, dice alla bella figlia mia che fece l'onore di Sicilia e d'Aragona, che non è vero so come si dice. Quando feruta con la mia persona, il tuo corpo mortale, io mi votai lacrimando, con chiedo che perdona. Vero che a vita mia peccati assai, ma la bontà divina, essendo immensa, che ci ricorre non è cacciato mai. E sì, lo pastore di Cosenza, che contra Massiò ti menti allora, di Dio saputo avessi sta clemenza. Di me ossa avessero a chistura sotto un ponte del Benevento, sotto un mucchio di petri, sepoltura. Senza canini e accompagnamento, li portò fuori al regno, sposti all'acqua al vento. Però la sua maledizione non priva la grazia di Dio a cui l'ha creato, mentre la carne, anche più poco, è viva. Quando la Chiesa l'ha scomunicato e ca, vintuta l'arma si presenta, in purgatorio non va getterato, ma resta in tastefardi volte 100. Quanto durò la macchina? Se sto corso, il priere, più corto non diventa. Vedi se mi può avere in soccorso, cugnando nella mia buona costanza, e ripetendo a Ida il suo discorso, cassai per menso vostro, ca s'accanza. Nel terzo canto del Paradiso, Dante incontra le anime che sulla terra vanno romane i loro volti, a causa del volere altrui. E nel cielo della luna, Riccardo Donati gli indica Costanza d'Altavilla, madre di Federico II, la principessa normanna che fu costretta a sposare, per motivi di Stato, Enrico VI di Svevia, contro suo grado e contro buona usanza, ma che non fu dal bel del cor giammai disciolta. Cosa c'è di peggio del dover rinunciare ai propri desideri, alla propria vocazione, di non essere padroni della propria vita? E quando nessuno crede in te e sminuisce i tuoi sogni, credo nulla. Avere dei sogni e inseguirli in libertà dovrebbe essere un diritto inviolabile. A volte, però, si è costretti a prendere delle decisioni difficili, oppure, a volte, è qualcun altro a prenderle per noi, un attimo prima di tutto. E quello dopo sei costretto a vivere una vita che non senti tua, che altri ti hanno cucito addosso. Questa vita potrebbe portarti benefici, gloria, potere, come nel caso dell'imperatrice Costanza, ma il tuo cuore rimarrà vuoto e non troverai una ragione per andare avanti. Vivrai la tua vita in modo passivo, indosserai una pelle non tua, adotterai comportamenti non tuoi, sfoggerai sorrisi non tuoi e desidererai essere qualcun altro. Ma questa è una storia di riscatto, la storia di una donna che, soffrendo, è giunta sino al paradiso.
chista che mi sta al lato dritto e più di tutti gli altri risplende. Tutto quanto di mia ora fu detto, adita riferirsi sin bene. Monica fu ranchi e fu spughiata della tunica sacra e degli inverni. Ma quando fu ritornata contro la sua voglia e contro l'onesta usanza, intralucò il suo ristoverata. Chista è la luce di la grande stanza, che al secondo svelo partorì al terzo svelo e l'ultima passanza. E da così, cantando Ave Maria, come là con corpi più pesanti davanti all'occhio a un tratto isteria. E allora, con l'oggetto più importante di ripensare me, io mi mutai. Fu Chida, con cui sembiante scrivia dal documento più immane. Per cui, come ne mia l'occhi usavo, allucinato di santi rai, pronta via una domanda e mi mancava. Dante, arrivato fino alla terza sfera celeste, vede molte luci muoversi a gran velocità, cantando lo salmo. Una fra tutte, in particolare, si avvicina al poeta e, come spesso accade, attraverso la mimica facile chiede consenso e approvazione a Beatrice per conoscere l'identità dello spirito che ha di fronte. Si tratta di Carlo Martello, sovrano della dinastia angioina, che si presenta prima nel suo rapporto privato di affetto con Dante e poi chiarisce la propria fisionomia storica, indicando le terre che per discendenza gli sarebbero spettate come regno. La descrizione della sua figura è tutta percorsa dal senso di una prematura scomparsa. Il sovrano infatti morì a soli 24 anni. Le promesse che non hanno potuto compiersi, il regno ereditario e amicizie non compiute. Proprio a quest'ultima categoria appartiene il rapporto che lega Dante e il sovrano francese. Conosciuto durante la visita di Carlo Martello a Firenze nel marzo del 1294, l'incontro andò al di là delle mere convenienze politiche e diplomatiche, finendo per consolidarsi in un'autentica affinità di sentimenti e di gusti, come dimostra il riferimento ad una canzone, probabilmente di moda nella Firenze di quel periodo. Lo testimoniano i riferimenti espliciti alla sua opera, ai quali tu del mondo già dicesti, voi che intendendo il terzo cielo movete, e la dichiarazione di intima amicizia che Carlo pronuncia nei confronti di Dante, riferendosi al loro primo e unico incontro. Assai rimasti e avesti ben onde, che se io fossi giustato, io ti mostrava il mio amor più oltre che le fronte. Un incontro che grazie al tempo trascorso ha permesso a Dante di risentire tutto l'affetto personale che lo lega al sovrano angioino, ma anche il rimpianto di fronte agli avvenimenti successivi per la perdita di una personalità d'eccezione, che probabilmente molto avrebbe potuto fare per la giustizia e a favore dello stesso Dante. Carlo infatti non perde l'occasione per ricordare l'insurrezione popolare del 1282, meglio nota a noi palermitani con il nome di Vespri Siciliani, con la quale gli angioini vennero cacciati per il loro malgoverno, al grido di Mora, Mora. Il canto sembra davvero essere stato scritto per i nostri tempi. Quante volte siamo totalmente assorbiti da interessi che in realtà si rivelano superflui, come i regni mai ereditati da Carlo Martello. Quante volte siamo concentrati solo su noi stessi e non volgiamo lo sguardo a ciò che ci circonda, che sia un amico in difficoltà che ci chiede aiuto, che sia uno sconosciuto che implora di donargli
che sia un pianeta da tutelare e salvaguardare. Quante volte sprechiamo il nostro tempo facendo del male agli altri, sperando poi di poter riavvolgere tutto, o giochiamo con la morte, sentendoci immortali. E quante volte poi veniamo puntualmente riportati brutalmente alla realtà. Per tutti coloro che un tempo non l'hanno più, che non possono più tornare indietro, che non possono godere più delle straordinarie bellezze che questo pianeta ci offre. Per tutti loro dobbiamo rimanere sempre vigili nel nostro agire, tenendo sempre a mente la fortuna che abbiamo nel poter contare i minuti che passano. Ed io m'aio rivolgiuto con la donna mia, che con l'occhio mostrò la sua annuenza, e poi alla luce che ho fruto savia domannavi: così tu e sti signori che mi mostrate tanta cortesia? Ah, di quanto crescio lo suo splendore appena si indrizzava la parola, per l'allegrezza sua fatta maggiore. Poco tempo, risposi, io fui da fora. E forse, se do più ci fossi stato, lo male che avverrà di meno fora. Come d'incia la sita sta ammocciato lo verme, li grannobili che compivo mi fanno stare di stirrai celato. Assai m'amasti, e con giusti motivi, e ti n'avrei arato più ragione se presto mi staccava di vedere. E la bella Sicilia affumicata tra Passaro e lo faro dallo golfo, di cui scirocco scorda mai la strada. No, Pettifeo, ma più abbondante zolfo aspetteria il re della merrazza, riscendenti Ricardo e di Rodolfo. Si per tutti li strati e più ogni chiazza, spinto una vessa mala signoria a gridare: ammazza! Ammazza! Dalla tetraggine della fossa più infima, dell'abisso infernale, alla luce sfolgorante dei cieli del paradiso, Dante ha conosciuto tutte le sfumature chiaroscurali dell'animo umano ed è giunto alla meta ultima del suo viaggio, la contemplazione di Dio e del mistero della Trinità. Lui, e con lui l'uomo di ogni tempo, di cui è allegoria, non può che affidare tutti i limiti e le imperfezioni della sua condizione a Maria, unica creatura capace di tenere insieme il finito e l'infinito, la storia e l'eterno. Il canto 33esimo del Paradiso, l'ultimo dell'intero poema, si apre infatti con le parole di San Bernardo che, in una preghiera divenuta celebre, prega la Vergine affinché, ancora una volta, interceda per Dante e gli conceda di sostenere la mirabile visione di Dio e, dissipando ogni nube, levare gli occhi in alto verso l'ultima salute.
eletta già dall'eterno consiglio. Tu chigasi, chi l'umana natura nobilitasti, quanto lu fatturi s'addignato di farsi sua fattura. Dincia al vencitore, tra lo signori la pace si cumbiò, e la razza umana dunque sbucciò stupendo e cauciuri. Luci che sopra si meridiana di carità, e in terra di mortali sì di speranza vivaci fontane. Tu si da così grande e tanto vali, che una grazia speri a te a lui ridurre, volare voli senza virilare. La tua bontà non solo che soccorre a cui ti prega, ma anche l'ubriata lo spesso concede quanto occorre. Ogni bontà in Dio è radunata. Tu la misericordia sei in persona, pietà e magnificenza illimitata. Chi sto? Chi dell'infiniti ventura dell'universo, infino a capo, ha veduto i viti spirituali ad una, ti supplica di darci aiuto, rimodo che non l'unico più splendente, ora di occhi suoi sia sostenuto. È possibile raccontare con le facoltà umane ciò che va oltre le facoltà umane? È possibile descrivere con gli strumenti della ragione ciò che sfugge ai criteri della ragione? È possibile che le parole di un uomo riescano a descrivere il trasumanare, ovvero il superamento della condizione umana? Questa è la sfida che Dante accoglie nell'ultima parte del suo poema. Qui, al cospetto della visione di Dio e del mistero dell'incarnazione e della Trinità, al cospetto di ciò che è invisibile e inesprimibile, il poeta confessa i propri limiti e l'insufficienza delle proprie capacità. Qui la parola lascia il posto al sogno, la memoria lascia il posto al ricordo e la descrizione alla rivelazione. Ma, benché a corto di parole, benché a corto di forze, il desiderio di Dante giunge a compimento. È l'amore a sostenere il poeta, quell'amore da cui tutto proviene e tutto torna, quell'amore che muove il sole e le altre stelle. Oh, quanto è corto il dire come fiuco al mio concetto. E questo a quel chi vidi è tanto, che non basta dicer poco. Oh luce eterna, che sola in te sidi, sola t'intendi, e da te intelletta e intendente te ami e arrivi. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circospetta. Dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie,
perché il mio viso in tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affigge per misurarlo cerchio e non ritrova, pensando quel principio che l'indice? Tal era io a quella vista nuova. Veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova. Ma non era da ciò le mie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio disio e velle, sì come rota che igualmente è mossa. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.